Si è svolto ieri un incontro tra il Partito Democratico e il Partito Socialista Italiano nell'ambito delle consultazioni avviate dal segretario del PD Fausto Raciti con i partiti alleati in vista delle regionali di autunno. Raciti con Nino Oddo e Carlo Vizzini, rispettivamente segretario regionale del PSI e presidente nazionale, hanno concordato sull'esigenza di un perimetro politico ampio della coalizione che vada dal centro moderato alle forze di sinistra, insieme alle quali si sono vinte le recenti amministrative di Palermo. La scelta del candidato può ricadere su un esponente del PD o su un nome esterno, affermano i vertici del Partito Socialista Italiano, che consenta ulteriori aggregazioni sociali e politiche. Occorre quindi seguire il metodo della concertazione, permanendo l'indisponibilità del Presidente del Senato Pietro Grasso. Ma innanzitutto noi dobbiamo dimostrare al popolo siciliano che vogliamo essere discontinui rispetto al governo Crocetta. Secondo, non è possibile ripresentare i partiti nella maniera in cui loro hanno operato in questi ultimi anni, perché il giudizio popolare è un giudizio di condanna. Quindi è chiaro che noi vogliamo rinforzare il centro-sinistra, però possiamo farlo soltanto se ci rivolgiamo a quelle fasce popolari, a quel mondo del volontariato, dell'associazionismo che ci consenta di avere delle liste con facce nuove e soprattutto con ideali nuove. Io credo che la scelta del Presidente non possa più avvenire attraverso le primarie perché ormai è troppo tardi. Tuttavia c'è la necessità di scegliere un Presidente che sia non solo attuale e capace di dialogare con i partiti, ma che abbia un suo progetto politico ed economico e sociale che si rivolga a tutto il popolo siciliano. Come valuti anche questa, un po' tra virgolette, questo fuggi dal centro-sinistra all'area di centro che dialoga con Berlusconi? La Sicilia sarà sicuramente un punto di riferimento in vista anche delle elezioni nazionali, addirittura si pensa che se si vince in Sicilia, insomma, la partita è chiusa anche per le nazionali. Noi abbiamo riproposto la stessa maggioranza che ha condotto alla vittoria di Leoluca Orlando a Palermo. Se si potesse ripetere questa maggioranza allargandola, ripeto, alle forze della società civile, credo che avremmo probabilità di vincere. E il centro di Alfano è praticamente non alleato né di Berlusconi né del PD e del centro-sinistra. Loro devono scegliere, però è chiaro che attraverso questa ambiguità di fondo non sarà possibile però per loro uscire da quell'isolamento in cui essi si trovano. Quindi io credo che bisogna allargare il centro-sinistra alle forze moderate, ma bisogna soprattutto avere un progetto che piaccia ai giovani, alle forze sociali, ai sindacati, alle forze economiche. La Sicilia ha fatto passi indietro. Noi non possiamo ripresentare le stesse oligarchie che hanno determinato l'insuccesso della politica regionale. Quindi se non ci sono forti novità il centro-sinistra rischia e rischia molto.